Amici bellini, forse ci siamo per risolvere almeno 2 operazioni in uscita, poi questo potrebbe aprire ovviamente alla possibilità in entrata, perché bisogna sostituirli, e si è fatto anche un nuovo nome, i famosi nomi nuovi. Cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuto Peppe Fisco. I problemi col fisco meglio evitarli, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti, vi abbraccio fortissimo, perché con oggi insomma risolviamo un'altra cosa. Lasciate un like per lo sblocco effettivo del mercato, che ci serve per il Napoli, ma ci serve anche per una questione fantacalcistica. E quale tool migliore di Fantamaster per il vostro fantacalcio? Un'app che, come vedete, vi fa gestire tutte le fasi dell'asta, potete avere accesso. Io spero che non abbiate fatto già l'asta, perché stanno succedendo delle cose a livello di ultimi colpi di calcio. Cioè, se voi avete fatto, pure io l'ho fatta un'asta con i miei amici, i miei cugini, ma non si capisce niente. Osimhen che fa? È Dybala, e adesso Dybala, ma poi Cop Miners dove andrà? Insomma, se adesso potete avere accesso a tantissime statistiche avanzate sui calciatori, incluse quelle passate, incluse le hit maps, le shot maps, le assist maps. Potete confrontare 2 calciatori facilmente, le loro caratteristiche, e poi c'è un algoritmo di nuova generazione, di ultima generazione, che, conoscendo la rosa e i bonus malus attivi nella lega, ti consiglia il modulo e la formazione migliore. Scaricate Fantamaster a 9,99 utilizzando il codice FM Friends, che potete utilizzare anche per il bundle Master Pack e il tool. Signori miei, veramente è un casino se si fa l'asta prima del tempo. Infatti, con gli amici abbonati adesso facciamo un recap di tutti quelli che sono abbonati. Se volete fare il fantacalcio con me e con tutti gli amici della community, dovete essere abbonati, dovete iscrivermi sul canale Telegram in privato, e poi ci organizziamo con le leghe, e penso che non potrete comprarvi né Cajuste né Nathan, che sono gli ultimi due l'anno scorso, il mercato dell'anno scorso. Lindstrom, Everton, Cajuste, c'è stato il problema così, ma forse Mann è riuscito a piazzarlo all'Ipswich, ci fanno sapere, e si parla di prestito. Non ho capito se si parla di prestito secco, perché stiamo parlando di prestiti sia per Cajuste che per Nathan. Ora voi mi direte, perché qualcuno mi ha scritto, dice: ma il prestito che senso ha, il prestito secco? Poi ti ritorna e stai punto e da capo l'anno prossimo. È giusto, è giustissimo. Però prima di tutto devi vedere se effettivamente gli interessa, o se stanno facendo un'operazione a dire vabbè, un po' come abbiamo fatto noi con Dombele, no? Ce lo pigliamo, poi dopo sì, il diritto, se ci interessa puoi anche andare a trattare, però lo metti là, è un filler, si dice in inglese, cioè uno che ti riempie la rosa, non è che ci stai puntando per svoltare la stagione. E per quanto riguarda il Napoli ha senso, perché liberi un posto, perché evidentemente Conte non lo vedeva assolutamente, al di là di quello che ci hanno raccontato. Conte impressionatissimo da Caio, al di là di quello che ci hanno raccontato, forse non lo vedeva nemmeno nelle peggiori ipotesi di tutto, muore tutto il centrocampo, faccio giocare Caio, invece no. Quindi liberi un posto e ti liberi di un ingaggio, e tu liberando un posto puoi affidarti poi quello che dovrebbe, che nella mia idea di come abbiamo sviluppato le liste, torniamoci senza essere ridondanti, ma magari qualcuno, ciao, io sono Piacere, sono Valerio Fluido da New York, qualcuno non l'ha visto questo video, ci sono i nuovi iscritti, le liste vanno tenute presente, perché troppe volte abbiamo sentito adesso esce Gaetano ed entra Gilmour. Non funziona così, perché Gilmour ti occupa un posto nella lista, Gaetano no, li vedete in alto a destra, no? E tra l'altro un amico bellino mi dava anche uno spunto che devo approfondire, mi risposto di qua per farvi vedere questa cosa. Mi parlava di Zerbin. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, il fatto del vivaio, andando a cercare su internet, Zerbin risulta all'epoca, nel 2023, fuori dalla lista UEFA perché non è considerato un prodotto del vivaio. Io spero che sia solamente per le liste UEFA che non viene considerato, perché anche in passato lo abbiamo considerato il vivaio del Napoli. E se vedi su Transfer Market, qua in alto, Zerbin è tra i prodotti del vivaio del Napoli. Una cosa che va approfondita, ecco perché si spiegherebbe anche se il Napoli ha intenzione di cedere anche Zerbin, ma ci sono cose più pressanti da fare
E sicuramente la cosa principale in questo momento è il centrocampo, perché rispostandoci io mi rendo conto che Lukaku è la prima cosa, nel senso risolvere la questione della prima punta che titolare che ti deve essere, però piaccia o non piaccia, numericamente tu in teoria la puoi affrontare la stagione, non fai una stagione di livello con che dire in avanti, però numericamente ce li hai, perché ancora non hai risolto né Shedira né Simeone, Raspadori utilizzato lì prima punta e c'è ancora Osimhen, diciamo, fuori rosa. Quindi Lukaku sì che è una priorità tattica e tecnica, ma non numerica, mentre una priorità numerica è il centrocampo, perché noi togliamo da mezzo Cajuste e ci troviamo di nuovo di fronte alla situazione Lobotka non può avere manco il raffreddore. Importantissimo da capire, perché sì, dobbiamo fare solamente il campionato con la Coppa Italia, ma non possiamo essere ottimisti che non succede niente a nessuno. Lobotka sta giocando senza sosta da un paio d'anni, anche a buoni livelli, attenzione, ed ecco che qui si deve inserire Gilmour, che è proprio come caratteristiche invece Lobotka. Esce Cajuste, entra Gilmour. Teniamo sempre presente che Mario Rui lo togliamo, teniamo sempre presente che Rafa Marino non occupa posti, questi sono del Vivaio Italia, questi sono del Vivaio Napoli, e abbiamo adesso nelle ultime notizie della Lazio, insomma, che pare sia interessata, no pare, sicuramente interessata a Folorush, cuore Lazio, tifosissimo della Lazio, e si sta parlando anche lì di un prestito, tutti i prestiti, alcuni con diritto di riscatto, altri con obbligo di riscatto, insomma il Napoli pur di liberarsi di Zavor è costretto a liberare con i prestiti senza fare soldi. Si era pensato evidentemente di fare i soldi con Osimhen, ma evidentemente anche quella è difficile. E adesso parliamo anche di Nathan, e Nathan, terzo degli acquisti dell'anno scorso che sta andando via, prestito al Betis. Quindi andando via anche Nathan, rivediamo la situazione, perché poi con l'uscita di Folorush c'è questo nuovo nome che è quello di McTominay e dobbiamo parlarne, perché sta qua, e dobbiamo parlarne bene nello specifico. Insomma, 1 aprile, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi possono entrare 2 di loro, può entrare Gilmour e in teoria potrebbe già entrare, non si sta parlando di nuovi difensori, quindi dei nomi che si fa in questo momento con l'uscita di Nathan e Cajuste si può fare Gilmour e non si può più fare Brescianini perché è andata all'Atalanta. Tra l'altro diciamo una cosa sul caso Brescianini nella fine del video, e magari questo McTominay, perché il Napoli, almeno nelle varie ipotesi di perché poi Brescianini è saltato, c'è una delle ipotesi che dice no, il Napoli ha messo le mani su un centrocampista più forte, quindi è stato il Napoli a farlo saltare mentre quello sta facendo le visite. Andiamo poi nello specifico più tardi. Quello potrebbe portare, l'arrivo di McTominay potrebbe portare a liberare Folorush, e quindi a livello numerico e di liste ci siamo. Poi bisogna capire se ci sarà un riabboccamento, molti sperano il riabboccamento per Hermoso, perché poi deve andare proprio molto bene Olivera a braccetto lì, altrimenti vai un pochino in difficoltà. Su Rafa Marin Conte non ci sta puntando, almeno inizialmente, come titolare, e quindi va a finire che sei un pochino corto per quanto riguarda la difesa, sei costretto poi a utilizzare Buongiorno qui, a spostare Rachmani centrali, a rispostare Di Lorenzo qui, e quindi poi fare Mazzocchi titolare lì. Quindi si stanno sviluppando un po', si sta delineando un pochino quella che deve essere il destino della rosa del Napoli di quest'anno, con Simeone anche in uscita, e anche lì si sta parlando di Betis, però su Simeone il Napoli non vorrebbe fare il prestito, vorrebbe fare almeno l'obbligo di riscatto. Quindi sotto questo punto di vista il Napoli sta veramente cercando di liberare tutto, di proprio fuori tutti quelli che non convincono, senza che poi ti ritornano e devi ripensarci l'anno prossimo. Ma per qualcuno non sarà possibile. Si insiste su una situazione in bilico, che è quella di Ngonghe, che potrebbe liberare proprio tatticamente, tecnicamente, Neres in ingresso, perché è proprio questa la zona dove Neres si può esprimere al meglio. E quindi, visto che Politano avete voglia di dire quella Conte, Politano non piace, eccetera eccetera, e invece Politano resta qui perché c'ha un ingaggio altissimo e perché Giuffri non sa dove piazzarlo, come non sa dove piazzare Mario Rui, come stiamo ancora aspettando la situazione di Gaetano che si deve sbloccare
al Cagliari, come Foloruscio si sta sbloccando, quindi aria, l'unico che rimane però è sempre Politano, che si deve giocare poi con Neres. Se Politano riesce a panchinare pure Neres ce ne andiamo proprio, chiudo. Quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda McTominay, io ho letto un pochino perché il mio algoritmo è misto, non è solo italiano, ci sono anche ovviamente americani, quelli che tifano la Premier League, quelli che seguono la Premier League molto più assiduamente di me / di noi, poi qualcuno della community sicuramente la segue, però su McTominay molti dicono ma il Napoli sta proprio inguaiato per esaltarsi per McTominay. Ora qua ci sono due sono le cose, quelli là anche scarsi in Premier League possono anche andare alla grande nel campionato italiano, quindi calma a dire che McTominay è scarso. Una cosa che però volevo sottolinearvi è che McTominay contract scade tra 11 mesi, quindi non è pensabile un prestito con diritto di riscatto. Quando abbiamo il contratto in scadenza tu puoi tirare sul prezzo, perché stiamo parlando di circa 30 milioni di valutazione per McTominay, e non è poco, e anche di un ingaggio intorno ai 4 milioni. Ecco che il Napoli, se riesce ad affondare il colpo, potrebbe riuscirci con il prestito con l'obbligo di riscatto. Quindi fai il prestito, quest'anno ti accolli solamente l'ingaggio, e poi l'anno prossimo, quando ti arriva qualcos'altro dalle varie operazioni che hai fatto anche tu con il prestito e con il diritto o con l'obbligo, ti rientrano i soldi così, perché è difficile che Napoli mette subito la cifra in questa tornata di mercato, perché ti stai prendendo già un bel rischio. Però tra i vari highlights che ho visto di McTominay, un bel po' di tiri dalla distanza che vanno a segno. Forse questa è una di quelle specialità che stiamo vedendo fare in queste partite. A volte la palla capita allo Botka, a volte capita ad Anghissà, proprio per come sviluppa il Napoli il gioco. Al limite dell'area deve arrivare uno che vede di più la porta. Uno che vedeva la porta probabilmente era Foloruscio, ma se non convince, ecco un profilo internazionale, un profilo che anche lui, come Gilmour, nazionale scozzese, e che un po' di confidenza con il gol ce l'ha. Sotto questo punto di vista ci piace. Poi io mi riservo un'analisi un po' più approfondita quando la cosa diventa un po' più pregnante, un po' più seria, ne cominciano a parlare più di loro, perché i rumor si rincorrono e non sempre poi hanno un fondamento. Di quanti avremmo dovuto parlare e abbiamo parlato e poi non si sono concretizzati. Quindi non voglio perdere tempo, non voglio illudervi e non voglio mettere il pensiero su cose che poi non si realizzano. E una cosa che si dovrebbe realizzare è proprio Osimhen al Chelsea, lo vedete qui. Ci sono alcune testate che stanno ribalzando questa notizia. Le cifre di cui si è parlato è di Lukaku più 60 milioni. Ora io mi rendo conto che se il Napoli pensava di ottenerne 130 e poi di riversarne una trentina su Lukaku tirando il prezzo così, è chiaro che è bassa. Ma visto i chiari di luna, visto i chiarielli di luna che abbiamo, scusate, questa è pessima, se ti danno 60 milioni tu devi accettare, devi stringere la mano, devi dare la cittadinanza onoraria al direttore sportivo del Chelsea e devi ringraziare sentitamente. Ti prendi 60 milioni, sistemi Osimhen, che pare che non voglia accettare. Ma come non accetta Osimhen? Allora se non accetti il Chelsea, che è la squadra che è Premier League, vuoi fare la Champions? Vuoi più di ingaggio? Forse il PSG ti aveva offerto qualcosa di più, e se il PSG ti aveva offerto 80 il Napoli doveva accettare 80, perché non possiamo stare chiusi con questa situazione. O lo fai giocare oppure lo devi vendere, ed è tempo di vendere, quindi ci hai perso qualcosa di soldi. 60, Lukaku valutato 40, ipervalutato. Questo è quanto, questi sono gli accordi che hai preso con Conte ti ha detto ok, sistema Osimhen non me lo dai, benissimo, però almeno Lukaku me lo devi prendere, e non dare alibi a Conte, insisto, perché altrimenti saranno schermaglie comunicative. Aspetto sempre la comunicazione per la conferenza, non fate scherzi Napoli, non fare scherzi. E quindi con Manna in Inghilterra speriamo che stiamo risolvendo un po' di cose, che siamo in ritardo, tra pochissimo si comincia. Si dovrà cominciare con la squadra incompleta, sperando di non perdere punti per strada, però poi fino al 30, il 31 di agosto devi completare tutto il possibile, tutto il completabile. Magari non riesci a fare l'esterno destro,
e devi alternare Di Lorenzo con Mazzocchi, vabbè, magari non riesci a sistemare la situazione dei portieri. Szczęsny si è svincolato dalla Juventus, ma l'ingaggio sarà troppo alto. Vabbè, fai un altro anno con Meret, però almeno la dorsale, no? Hai preso il difensore centrale forte, sperando che lo puoi utilizzare da centrale, non da braccetto. A centrocampo rinforzi con questi altri nomi, con Gilmour, con McTominay o chi per lui. Ti serve il puntero forte e lo devi risolvere subito, perché altrimenti andiamo un po' in difficoltà. E per quanto riguarda la situazione di Brescianini, io le ho lette tutte. Se andate a sentire Schira dice una cosa, se andate a sentire Tutto Sport o Sky ne dice un'altra. Oggi ha parlato proprio Angelozzi del Frosinone, ha detto c'è stato un malinteso tra noi direttori, insomma, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. La situazione non è limpidissima, non ci siamo nemmeno comportati. Se è il Napoli che ha deciso improvvisamente di cambiare le carte in tavola, non ti sei comportato benissimo col ragazzo. Capita nel calcio mercato, tu fai le visite mediche con Viti, fai la foto, si è fatto la foto con i bambini con la maglia del Napoli, ma penso pure che il ragazzo non sia troppo dispiaciuto di andare a giocare con l'Atalanta, dove va a giocare la Champions, la Super Champions e tutte le cose così. Tra l'altro l'Atalanta un po' gioca, e lì sempre in versione fantacalcistica, ma Cup Miners che fine fa? Andrà alla Juve, resta all'Atalanta scontento, o va poi in Europa e tutti quelli che l'hanno comprato nel fantacalcio con i cugini ci restano male? Ecco perché le aste vanno fatte sicuramente a fine mercato, nella sosta, e abbiamo tutto il tempo per farlo. Quindi qualcuno ha detto che l'Atalanta ha alzato il telefono, si è inserita, mentre durante le visite si è inserita e ha fatto un'offerta più alta. Il Frosinone ha dato la possibilità al Napoli di rilanciare, il Napoli ha detto no grazie. Oppure il Napoli decide, mentre sta facendo le visite mediche, dice no guarda, si è aperta la pista McTominay per esempio, togli tutto da mezzo, non ci interessa, richiamate l'Atalanta che c'era già un'offerta dietro e fatelo andare di là. Oppure l'altra cosa che si diceva ieri, che il Napoli in sede di cambia le carte in tavola del contratto, insomma dei vari bonus e delle cose, e quindi poi il Frosinone blocca e l'Atalanta si interessa pochissimo, onestamente mi interessa pochissimo, la figurella anche interessa poco. Tanto non stiamo parlando di un giocatore che sposta gli equilibri, è un giocatore per la panchina che valeva Foloruncio e poteva essere la stessa cosa, non cambia niente. Interessa però se il Napoli approfitta di questa cosa non piacevole per prendere poi un centrocampista bravo, perché serve un centrocampista di grande livello per mettere un po' di pepe ad Anghissà, altrimenti facciamo un'altra stagione come quella. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate dei like che aiutano a sbloccare le ultime operazioni di mercato, sapete quali sono, a meno di grandi sorprese dietro l'angolo, perché potrebbero esserci, quando uno sta in Inghilterra, che ne sai, può succedere di tutto. E scrivetemi se avete delle news, perché qualcuno può avere delle news e magari io non le so, andiamo a vedere.